si vedeva proprio tirano sulle ossa, insomma, dei defunti, era una cosa un po' così, no, sì, dava un po' fastidio, insomma, per chi rimane un po' impressionato da questi lavori, insomma. Chi ci ha contattato per segnalare la situazione che perdura da mesi al cimitero di Bonisiolo di Mogliano si è segnato la data di inizio dei lavori, 23 di gennaio. Da allora ad oggi decine di lapidi sono state divelte o spostate per permettere le esumazioni di alcuni defunti, le bare aperte e i resti raccolti. Eppure molto di quel lavoro è ancora ben visibile agli occhi di chi viene qui per far visita ai propri cari. La zona interessata è stata parzialmente transennata, ma solo di recente, e basta fare il giro per raggiungere alcune tombe per accedere immediatamente a quello spettacolo. Lei vede gli operai? Perché adesso non c'è nessuno, per esempio. No, fino a poco tempo fa noi veniamo spesso a fare delle passeggiate qua lungo questa stradina che porta al cimitero, e si vedevano delle persone, adesso è già parecchio tempo che non si vede più nessuno. Lavori bloccati da tempo e che avrebbero allontanato molti, soprattutto anziani, da questo luogo di silenzio e preghiera. Troppo forti le immagini di quei sacchi lasciati lì o di quelle assi di legno spaccate e accantonate che sicuramente hanno accolto delle salme per molto tempo. Ci raccontano che i lavori erano attesi. Quel cimitero accoglie anche le salme dei residenti di Mogliano. Il terreno disponibile si sta sempre più riducendo e speriamo che adesso i lavori possano così continuare e che concludersi in breve tempo, perché sennò va a finire che gli abitanti di Bonisiolo devono andare in trasferta, insomma, cioè i morti di Bonisiolo.